Si torna a parlare di Covid ed è proprio in Veneto la ripresa dei contagi più alta d'Italia. Secondo la rilevazione della Fondazione Gimbe, nell'ultima settimana le infezioni sono aumentate del 50,9%. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è venerdì 30 settembre 2022. La prima notizia del giorno riguarda la ripresa dei contagi Covid in Veneto, il record nazionale. Da domani stop alle mascherine sugli autobus e i treni, proroga invece di un mese negli ospedali. Il presidente del Gimbe, Nino Cartabellotta, parla di un vero e proprio balzo di nuovi casi settimanali, più 34% a livello nazionale, da poco meno di 108.000 si arriva a sfiorare i 161.000. La raccomandazione, oltre ai dati, è quella di proteggere anziani e fragili, questo è urgente, e usare i dispositivi nei luoghi affollati. Alcuni numeri pubblicati dal Gazzettino: 589 i casi ogni 100.000 abitanti rilevati in provincia di Vicenza, dove si verifica l'incidenza più alta, 0,6% i posti letto occupati nelle terapie intensive del Veneto. La situazione negli ospedali, dice il Gazzettino, è sotto controllo. Questo per quanto riguarda la pandemia. Proseguiamo con una notizia relativa invece ai temi, alla questione della salute e della sicurezza sul lavoro. La troviamo sul Corriere del Veneto di oggi, dove c'è un appello degli SPISAL rivolto alla Regione del Veneto. Gli SPISAL sono i servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro, un servizio gestito dalle ULSS, che lancia l'allarme dopo la scia di morti sul lavoro. In Veneto già 60 nei primi 7 mesi dell'anno, l'ultima rilevazione si ferma a luglio, un aumento rispetto all'anno scorso del più 13% di infortuni mortali sul lavoro. L'ultimo caso eclatante è quello della morte dello studente in alternanza scuola-lavoro Giuliano De Seta nel Veneziano. Insomma, ieri la quarta commissione consiliare di Palazzo Ferrofini ha ascoltato i direttori dello SPISAL delle ULSS Polesana, Euganea e Pedemontana. I 3 dirigenti dello SPISAL hanno presentato le loro relazioni su infortuni sul lavoro e malattie professionali e hanno evidenziato una situazione di grande sofferenza. Siamo sotto organico, vertici SPISAL in regione. Questo è il titolo del Corriere del Veneto di oggi. La drammatica carenza di organico degli SPISAL, un elemento che pesa evidentemente non solo nell'attività ispettiva nei casi di incidenti sul lavoro, ma soprattutto sull'attività di controllo e prevenzione, che potrebbe ridurre l'impressionante numero di morti sul posto di lavoro che il Veneto registra ogni anno. Appunto, ricorda il Corriere del Veneto il dato dei primi 7 mesi del 2022 con ben 60 vittime, 39 all'interno del luogo di lavoro e 21 lungo il tragitto casa-lavoro, i cosiddetti morti in itinere. Voltiamo pagina e sempre sul Corriere del Veneto leggiamo una notizia che riguarda il test di medicina. Passa un candidato su 6 e l'Ateneo di Padova informa che 2/3 sono ragazze, 2/3 degli studenti che passano i test di medicina e verranno quindi ammessi sono ragazze. Le graduatorie sono nazionali, ma oltre 3.000 studenti hanno chiesto di restare in Veneto. Da Verona arriva il commento: esame facile secondo i candidati, ma i voti sono bassi. In ogni caso, appunto, il test seleziona mediamente uno studente su 6. Cristiano Chiamulera, presidente del corso di laurea in medicina e chirurgia dell'Università di Verona, sottolinea che la prova rispetto al passato ha ridotto le domande di logica e cultura generale a favore di quelle di biologia e chimica, più attente
più attinenti all'ambito scientifico. Insomma, questo per quanto riguarda il test di medicina. Restando sempre in ambito sanitario, ci spostiamo tra le pagine del Gazzettino invece di oggi. Veneto con azienda zero, ci sono risparmi per 300 milioni, ma l'opposizione insorge e dice non è così. Di cosa stiamo parlando? Azienda zero, l'ente voluto dalla regione Veneto per garantire la razionalizzazione, l'integrazione e l'efficientamento dei servizi sanitari, fa davvero risparmiare oppure no? Questa è la domanda. La domanda che ieri si è posta la quinta commissione del Consiglio regionale del Veneto, cioè la commissione sanità in regione, che ha appunto convocato il direttore generale di Azienda Zero, il carrozzone, la super azienda voluta da Zaia nel 2016 a capo della sanità veneta, a capo di tutte le ULSS, un'unica azienda che accentra i concorsi, gli appalti, tutte le procedure e parte degli aspetti burocratico-amministrativi della sanità veneta. Ebbene, ieri in Commissione Sanità in Consiglio regionale la guerra dei numeri tra maggioranza e opposizione. Naturalmente l'oste ha detto che il vino è buono, cioè secondo la maggioranza leghista Azienda Zero produce risparmi, ma le opposizioni invece hanno precisato alcuni aspetti e contestato il fatto che davvero ci siano questi risparmi per 300 milioni di euro. Ad esempio il Partito Democratico con Francesca Zottis dice nel 2021 hanno usato tutto l'utile per ripianare i deficit aziendali, in più hanno usato 200 milioni del tesoretto accantonato nel 2022, dice Zottis stanno usando il patrimonio. Secondo Lorenzoni invece, Arturo Lorenzoni, consigliere regionale di Padova, sempre dell'opposizione, sotto nota chiede, insomma dice sono minori i costi per i concorsi? Può darsi, ma sicuramente si è speso di più per il personale di appunto Azienda Zero. Insomma la querelle continua e noi andremo avanti a seguirla anche nelle prossime puntate. Passiamo ora alla pagina politica in senso stretto. Abbiamo due notizie sostanzialmente che riguardano entrambe il centrodestra, anzi forse tre. In ogni caso la prima, lo scontro tra Fratelli d'Italia e Lega, entra forse nel vivo in Veneto. Abbiamo la prima manifestazione di Fratelli d'Italia contro la giunta leghista di Luca Zaia, giunta leghista in cui peraltro c'è anche un assessore di Fratelli d'Italia, ma capiamo meglio di cosa si tratta. L'europarlamentare di Fratelli d'Italia Sergio Berlato, rappresentante del mondo della caccia da sempre, organizza un corteo anti-Zaia, così scrive il Corriere del Veneto di oggi, dopo che recentemente il TAR ha accolto la richiesta di sospensiva contro il calendario venatorio regionale. Secondo i contestatori, questo cosa comporta? Che altro tempo di caccia alle doppiette è stato rubato. Questo le motivazioni dei contestatori. All'origine della faccenda ci sarebbe il ritardo con cui la giunta regionale ha pubblicato il calendario venatorio, non entro il 15 giugno, bensì il 2 agosto. Quindi protestano i cacciatori e protestano contro la regione che appunto dal loro punto di vista sarebbe colpevole di questo ritardo che ha causato lo stop di fatto alla caccia in Veneto. Berlato quindi parteciperà a questo corteo anti-Zaia e dice ci vado come cacciatore. Il capogruppo della Lega in Consiglio regionale Villanova, a cui il Corriere del Veneto chiede un commento rispetto al comportamento di Fratelli d'Italia, dice così non va. Si moltiplicano quindi le tensioni fra alleati e in questo momento a Palazzo Ferrofini, cioè in Consiglio regionale, c'è anche la questione della successione di Speranzon, capogruppo attualmente di Fratelli d'Italia, che però è stato eletto al Parlamento. Andrà quindi a Roma lasciando libero il posto da capogruppo appunto di Fratelli d'Italia. Sarebbe in pole position per ricoprire il ruolo Soranzo, consigliere regionale di Fratelli d'Italia eletto nella provincia di Padova. Insomma,
Questo per quanto riguarda lo scontro tra Fratelli d'Italia e Lega, che si accende proprio sulla questione delle doppiette dei cacciatori e della loro protesta contro Zaia, ma andando in casa Lega, all'interno del partito più vecchio d'Italia, la situazione non è certo più rosea. Continuano i litigi e più che altro le lotte di potere interne alla Lega, il partito di Matteo Salvini, una leadership che è stata messa a dura prova dall'esito delle elezioni. Naturalmente ieri Maroni ha lanciato Zaia per la segreteria nazionale della Lega al posto quindi di Matteo Salvini, ma il presidente della giunta regionale del Veneto ha ribattuto, ha risposto: il mio cuore resta a nord-est. Lo stesso il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che qualcuno aveva tirato per la giacchetta, che avrebbe visto appunto come possibile sostituto di Salvini, ha espresso lo stesso orientamento di Zaia. Di fatto i due presidenti di regione si sono sfilati dalla corsa alla segreteria nazionale, ma continuano i malumori nella base. C'è chi propone l'asse con Forza Italia, ad esempio sui quotidiani del gruppo Gedi di oggi è Tosi, neoeletto parlamentare del partito di Silvio Berlusconi, a proporre appunto l'accordo con la Lega, la federazione con la Lega. Dice: naturale federare Carroccio e Forza Italia, ma non con Salvini segretario. La Lega deve tornare ai valori iniziali, al governo sarà seguita la nostra linea atlantista. Questa è la posizione espressa da Flavio Tosi, già sindaco di Verona, ma soprattutto con un lungo passato nella Lega, partito che poi ha abbandonato per approdare solo di recente a Forza Italia. Insomma, continua il caos nella Lega, ma l'ultima notizia di oggi invece arriva da Venezia, la troviamo sulle pagine del Gazzettino e riguarda un altro partito del centrodestra, un partito davvero minuscolo, un partito che alle elezioni si è presentato in alleanza con altri partiti all'interno di una lista anch'essa minuscola, che era la quarta lista all'interno del centrodestra. Forse pochi se la ricordano, ma oltre Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, nel centrodestra c'era anche la lista chiamata Noi Moderati. All'interno di questa piccola lista, che non ha raggiunto l'1% a livello nazionale, c'era anche il partito di Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia e appunto fondatore del partito Coraggio Italia. Ebbene, dopo questo risultato disastroso, che ha visto la formazione Noi Moderati raggiungere solo il 3,6% addirittura a Venezia, quindi nella città di Brugnaro, il sindaco dichiara: avrei fatto festa con il 4%, ma ora abbiamo rilevanza nazionale. Quindi ostenta soddisfazione per il risultato delle elezioni Luigi Brugnaro, nonostante chi l'abbia visto subito dopo lo spoglio delle schede affermi che l'umore del sindaco di Venezia il 27 e 25 settembre si presentava con la lista Noi Moderati assieme a Maurizio Lupi e Giovanni Toti non era certo dei migliori. Questo scrive il Gazzettino di oggi. Brugnaro comunque rivendica il 2% preso da Noi Moderati in Veneto, dice, cerca delle scuse, 3 settimane sono poche per farci conoscere, comunque il mio risultato, appunto il 2% in Veneto, conterà, e vedremo come potrà contare, soprattutto perché fino a qualche mese fa c'era chi anche immaginava un futuro per Luigi Brugnaro in Regione Veneto, magari come dopo Zaia. Certo, i risultati di queste elezioni politiche probabilmente hanno messo una pietra sopra a questa opzione. Ecco, per oggi è davvero tutto. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. Io sono Jack Calcetto, noi torniamo a sentirci come sempre lunedì mattina. Nel frattempo a tutte e tutte voi un buon fine settimana.